Ecobonus 2021 e boom di richieste nel veneziano, con il Veneto che si attesta prima regione in Italia per interventi. È da qui che si spera nella ripartenza del settore edile e del mondo delle costruzioni, impiantisti compresi. Il Veneto è la prima regione in Italia come in numero di interventi e nella nostra area metropolitana siamo con interventi conclusi sui 150-160 per circa una quindicina, 12-15 milioni di euro di interventi, per cui una buona partenza. Restano ancora troppi gli intoppi però di natura burocratica. Le lungaggini e le difficoltà burocratiche stanno mettendo un po' in crisi i condomini, infatti la maggior parte degli interventi riguarda bifamiliari, case singole, cioè dove si è certi che la conformità urbanistica e le carte sono più facilmente recuperabili. Da qui le richieste a Cafarsetti di Ance Venezia per superare anche le difficoltà legate al Covid per il cosiddetto accesso agli atti. Abbiamo avuto degli incontri anche per esempio a Venezia con l'assessore De Martin che si è detto disponibile a aumentare anche la squadra dei dipendenti comunali per l'accesso, proprio cosiddetto accesso agli atti, però tutto questo ovviamente rallenta le operazioni. Gli interventi richiesti per sistemare case il più delle volte con la formula dello sconto in fattura e cessione del credito. Ovvero cede il proprio credito all'impresa, la quale attraverso appunto lo sconto in fattura riceverà i soldi una volta che cederà a sua volta questo credito presso un istituto bancario o dove ritiene giusto, o se lo porta addirittura in detrazione propria. In questi giorni, in fase di discussione tra Camera e Senato, la proroga al 2023 nelle carte del Recovery Plan del superbonus al 110%.